Inaugurato stamani lo sportello unico per l'integrazione sociale ed economica dei cittadini stranieri, denominato San Calò, finanziato con il supporto della Commissione europea attraverso il FAMI nell'ambito del programma Supreme, che si occupa di sfruttamento e marginalità degli stranieri regolamentati presenti nelle 5 regioni meno sviluppate, tra cui la Sicilia, coordinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il punto informativo viene gestito dall'Associazione Culturale Acquarinto di Agrigento e si configura come un polo di ascolto e di accoglienza per contrastare forme di sfruttamento, con particolare riferimento al settore agricolo, in attuazione del piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022. Lo sportello rappresenta un luogo di ascolto e orientamento ai servizi socioterritoriali, di promozione di attività di educazione interculturale, attivo anche come sostegno alla vita quotidiana dei migranti. I servizi offerti sono assistenza legale, segretariato sociale, mediazione culturale, interpretariato, orientamento al lavoro e ai servizi sociosanitari, gestione banca dati informatizzata. Lo sportello è operativo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14. Oggi si inaugura uno sportello per l'integrazione sociale. Sì, diciamo che oggi ad Agrigento si apre questa attività, questo punto informativo che rientra nell'ambito del progetto Supreme, che diciamo è un'iniziativa che riguarda il contrasto allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Dal 2016 lo Stato italiano ha promulgato una legge per il contrasto allo sfruttamento in agricoltura e sono state avviate tutta una serie di iniziative anche in armonia con le linee guida per l'identificazione, la protezione e l'assistenza delle vittime in agricoltura, per appunto contrastare questo fenomeno che è molto sviluppato anche nella nostra regione e anche nella nostra provincia. Tenete conto che ormai i residenti stranieri nella nostra provincia sono circa 16.000 e il settore dove maggiormente sono impiegati è proprio il settore agricolo ed è lì che si registra di più uno sfruttamento del lavoro, in quanto le condizioni spesso sono di debolezza da parte dello straniero. Ecco, questo sportello tenderà appunto a contrastare questo fenomeno e anche dall'altro canto ovviamente essere di supporto a qualsiasi diciamo, esigenza dello straniero che si presenterà qui nel nostro punto informativo, in quanto troverà un'equipe specializzata di psicologi, di assistenti legali, di assistenti sociali e di operatori con esperienza ormai consolidata nel settore dell'immigrazione, ed essere appunto un aiuto e fungere da intermediazione con tutte le istituzioni del nostro territorio. Lo sportello porta il nome di San Calò, qual è il motivo? Beh, il motivo innanzitutto è chiaro: San Calogero per noi agrigentini rappresenta come dire, il nostro santo di riferimento e nell'esperienza anche nostra lavorativa ci ha accompagnato. Il nostro primo progetto come Associazione Acquarinto è stato proprio lo sportello unico per cittadini stranieri San Calogero nel lontano 1998, sono oramai quasi 25 anni, e adesso con l'opportunità offerta dagli interventi regionali l'idea è stata quella proprio di riprendere quella esperienza e intitolare questo servizio, che comunque è rivolto alla gente più povera, più bisognosa, così come San Calogero nella sua esperienza e nella sua vita qui ad Agrigento ha fatto, e ci è sembrato doveroso e giusto ricordarlo in questo contesto. Fra l'altro lui, santo nero, santo venuto dal mare, ha dato un senso alla nostra città liberandola dalla peste, e allora forse anche lì ci guarderà e ci darà una mano d'aiuto ad affrontare dei problemi davvero forti che lo sportello si prefigge di risolvere. Lei è un operatore dello sportello, quali sono i servizi che verranno offerti? Sì, sono uno degli operatori, sono Verga, i servizi spaziano su diverse aree, si passa dall'assistenza legale, quindi legata a tutto
i permessi di soggiorno, i rinnovi e le conversioni, il segretariato sociale per tutte quelle che sono le esigenze proposte dagli utenti, soprattutto in ordine al decreto flussi che è appena attuato, e l'orientamento ai servizi sociosanitari. Questi sono i principali servizi, diciamo, che vengono erogati presso lo sportello.